Buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Artigiani all'Opera, una trasmissione che parla appunto di artigiani all'opera. Oggi ci troviamo a Valdobbiadene e andremo a scoprire delle creazioni del tutto particolari. Nell'era dell'interattività e delle mappe digitali andremo a scoprire delle mappe nate dalla creatività di un artigiano molto tecnologico. Allora, seguitemi. Permesso? Prego, avanti. Buongiorno Alessandro, buongiorno. Ben arrivato. Grazie. Siamo con Alessandro Guerriero di Parvamundi. Alessandro, tu hai creato delle opere, anzi, crei delle opere molto particolari e le definisci in un modo altrettanto particolare. Spiegami meglio. Sì, quello che realizzo sono dei quadri geografici, tridimensionali in legno. Una cosa molto particolare, quindi, allora spiegaci meglio come realizzi queste opere. Sì, dunque la prima fase è senza dubbio quella ed è anche la fase più complessa della progettazione. Quindi devono essere ricavati e analizzati ed elaborati tutti i dati geografici necessari alla realizzazione del progetto. Dopodiché c'è una lavorazione appunto di questi dati in modo tale che vengano poi intagliati nel legno attraverso una macchina per il taglio laser. Alessandro, hai accennato riguardo alla progettazione, spiegaci in breve in che cosa consiste come passaggio. Allora, il primo passaggio sicuramente è quello di appunto reperire tutte le informazioni geografiche necessarie alla realizzazione del progetto. Questo ad esempio è una piccola preview di quelli che sono generalmente i dati che utilizzo per la costruzione delle mie mappe. La particolarità dei miei quadri è che rappresentano non soltanto la morfologia terrestre, ma rappresentano anche le curve batimetriche, ovvero le profondità dei fondali marini. Ed è in questo senso che i miei quadri li definisco tridimensionali, nel senso che sono a più livelli, ognuno dei quali rappresenta una diversa profondità del fondale marino. Dunque, una volta che io ho recuperato tutti i dati geografici di mio interesse, questi dati vanno poi elaborati graficamente. In questo caso, come potete vedere, c'è la mappa della Sardegna e una volta quindi che ho costruito, diciamo così, realizzato il mio progetto, questo file dovrà essere successivamente convertito in modo tale da poter essere letto dalla macchina per il taglio laser. Bene, allora parlaci di questa fase successiva che è il taglio laser. Per il taglio laser, siccome appunto è una tecnologia abbastanza sofisticata ed anche costosa, io mi appoggio ad un fornitore esterno. Mi fai conoscere questo particolare passaggio? Certo. Bene, grazie. Allora andiamo. Alessandro, siamo arrivati all'Unisef Lab, che adesso tra pochi istanti scopriremo cos'è. Allora andiamo. Siamo arrivati davanti a questa macchina. Allora, spiegaci che cosa succede qui. Questa è una macchina per il taglio laser, quindi io vado a inserire i pannelli in legno che ho già preformato, cioè tagliato a misura, e grazie a questa macchina verranno sagomati secondo un disegno che io ho tracciato al computer. Adesso ci prepariamo per il taglio del primo pannello. Dove hai imparato poi? Immagino che tu sia stato formato all'interno di questo laboratorio, nello specifico, che ospita un po' tutti questi macchinari. Sì, allora il Fab Lab
si preoccupa di dare una formazione di base ai suoi utenti per l'uso in autonomia della macchina laser. Poi chiaramente, almeno per quanto riguarda l'uso, diciamo così, ordinario, per eventuali settaggi un po' più complessi chiaramente ci pensano direttamente loro, per la manutenzione della macchina chiaramente ci pensano loro. Mentre la macchina lavora ci troviamo con Riccardo Visentin del Fab Lab di Unisef di Treviso. Riccardo, spiegaci allora che cos'è un Fab Lab. Fab Lab in questo caso qua nascono ancora nel 2015 e sono posti in cui facciamo divulgazione tecnologica e permettiamo a aziende private di usufruire o comunque di imparare a capire la tecnologia. Nello specifico, nel nostro caso il Fab Lab qui a Treviso, ci occupiamo di service per aziende private, ambito modellazione 3D, stampa 3D, taglie laser, scansione 3D, insomma abbiamo diverse tipologie di attrezzature che mettiamo a disposizione appunto per privati e aziende del territorio. Si tratta quindi di una sezione, diciamo, di Unisef. All'interno appunto di un'industria è nato questo Fab Lab proprio per coprire quella fascia di persone che hanno voglia di sporcarsi le mani, quindi mettersi in gioco, provare. Un esempio appunto, il nostro maker ha imparato a utilizzare un macchinario che può essere utile per lui, per il suo lavoro, per il suo hobby, per qualsiasi altra necessità, insomma. Quindi parliamo di artigianato che però incontra la tecnologia. È interessante questo connubio, non trovi? Sì, è molto interessante, nel senso che è un modo nuovo, contemporaneo di riapprocciarsi ad una materia, diciamo così, come il legno, che è ancestrale e che è antichissima, però con le tecnologie attuali, più moderne, come quelle appunto del taglio laser e della progettazione digitale, diciamo. È un tipo di lavoro che richiede sempre una certa cura, precisione, attenzione anche ai dettagli. Assolutamente sì, perché almeno se si vuole un lavoro accurato e preciso, indubbiamente tutto deve essere fatto con attenzione e progettazione. Alessandro, ora finiti di tagliare tutti i pezzi, come prosegue il lavoro? Prosegue con la levigatura di tutti i vari pannelli, la loro verniciatura, o meglio la colorazione dei pannelli, e poi l'incollatura, quindi l'applicazione dei vari layer, dei vari pannelli uno sull'altro, in modo da creare appunto la tridimensionalità del quadro completo, e alla fine l'applicazione della cornice. E per vedere tutti questi passaggi ritorniamo nel tuo laboratorio a Valdobbiadene. Allora andiamo! Bene Alessandro, abbiamo visto come si tagliano i pannelli e adesso cosa succede? Adesso è il momento del lavoro, diciamo così, manuale. Bene. Adesso siamo pronti per la levigatura, quindi procederò con una levigatrice ad asportare tutta quella parte più superficiale del legno in modo tale da creare una superficie più liscia, diciamo così, possibile, e in modo tale da poter applicare poi il colore successivamente. Una volta terminata questa fase di levigatura in cui anche un po' hai ripulito e ridefinito un po' i dettagli, cosa succede? In questa fase vedremo invece la verniciatura. È una fase che non faccio sempre, dipende dal progetto.
mi dicevi che la fase successiva è quella dell'incollaggio. Sì, in questa fase quindi andrò ad incollare questo pannello agli altri che, come potete vedere, sono già stati incollati e che rappresentano i primi 4 dei 7 livelli che compongono il quadro finito. Alessandro, da questa tua passione nasce Parvamundi. Che cos'è? Parvamundi è il nome al quale ho dato questo mio progetto ed è una locuzione latina, cioè nel senso che è l'unione di due parole, che parva e mundi, e che possiamo tradurlo come le piccole cose dell'universo. Parvamundi è comunque un progetto che vuole essere non tanto diciamo così, un proporre i miei prodotti, quanto offrire a chi è interessato, a chi trova appunto di suo gusto quello che faccio, la possibilità di realizzare dei quadri su misura, diciamo così, cioè a richiesta, on demand. Ovvero, se ad esempio tu hai un luogo del cuore, quindi un luogo che hai già visitato, che vorresti visitare o che ti è rimasto particolarmente, ecco, alla quale sei particolarmente affezionato, io in tempi relativamente brevi sono in grado di realizzarlo in legno. Ecco, allora, per chi volesse conoscerti o contattarti, ecco, come può fare? Lo può fare attraverso il sito web, quindi www.parvamundi.it, oppure attraverso la pagina Facebook o pagina Instagram, sempre Parvamundi. Bene, allora abbiamo anche un aiutante che ci ha raggiunto, Alessandro. Puoi farci vedere ora qualche opera completa? Certo. Questi sono alcuni lavori che ho qui nel laboratorio, quindi come possiamo vedere questo planisfero, e abbiamo la Nuova Zelanda, l'Australia, mentre lì possiamo vedere 2 soggetti differenti rispetto agli altri. Questo perché ho concepito i miei lavori su 2 diversi tipi di collezioni, diciamo così. C'è una collezione che io ho chiamato Acqua, e che il termine, diciamo, spiega bene il senso, ovvero questi quadri in cui vengono rappresentati soprattutto le curve batimetriche, come abbiamo detto in precedenza, e un'altra collezione che invece ho chiamato Urbs, e che, come potete vedere, invece rappresenta la morfologia delle città, quindi con i vari, diciamo così, reticoli stradali delle varie città. In questo caso vediamo la mappa di New York, in questo particolare c'è Manhattan, mentre in quest'altro quadro invece vediamo la rappresentazione della città di Roma con il Tevere. Anche in questo caso i quadri vengono realizzati su più livelli, un numero inferiore rispetto alla collezione Acqua, quindi abbiamo un livello che rappresenta il mare oppure il corso d'acqua, un altro livello successivo che è la terraferma, e come ultimo livello invece abbiamo, sempre con la massima fedeltà possibile alla realtà, abbiamo invece il reticolo stradale, diciamo così. Molto belle e particolari, poi come tutte le opere artigianali, una cosa è vederle in video, dall'altra proprio è toccarle con mano e vederle dal vivo.
Alessandro, è arrivato il momento di congedarci. Io ti ringrazio veramente tanto per averci ospitato. Grazie a te. È stato bello vedere come riesci a coniugare la parte artistica, quella manuale e quella tecnologica. Quindi grazie veramente e buon lavoro. Grazie. Noi andiamo. Grazie mille. Ciao. Alessandro. E per questa puntata è tutto. Noi ringraziamo Alessandro Guerriero e il Fab Lab di Treviso per averci ospitato. E se anche tu sei un artigiano all'opera, contattaci, verremo a raccontare la tua passione. Arrivederci e alla prossima puntata, dove Anna ci parlerà di un altro grande artigiano all'opera. Ciao!